questo vi spiega come tutto sommato ci sia un miracolo alla base di tutto quello che dico, che è dovuto all'architettura. Non contano gli atomi coinvolti, ma conta come sono messi insieme. Perché costruendo con questi 6 o 5, in questo caso atomi prevalenti, delle architetture particolari, voi ottenete insomma una roba oggettivamente bella, almeno per il nostro gusto estetico sviluppato. Ora, non solo quindi c'è un'architettura nel mondo, c'è in questo cubettino di 1 millesimo di lato dove mettete 3, 4, 5 atomi, che è il nostro elemento fondamentale, ma poi anche a seconda di come questi cubettini si mettono insieme vengono delle architetture macroscopiche complesse che possono risultare. E se messi così, voi foste messi a piano uno sull'altro, ognuno di voi vedrebbe i suoi vicini, ma vedrebbe anche quelli sopra e quelli sotto, quindi sarebbe molto più interconnesso. Questa interconnessione genera un diverso modo di calcolare, più efficace. È tutto acqua, non è silicio, è carbonio, idrogeno, ossigeno, l'architettura l'abbiamo detta prima, consuma solo 40 watt e fa 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo. Ecco perché c'è la supremazia della natura. D'altro canto, se il silicio fosse stato più furbo, l'evoluzione ci avrebbe fatto evolvere verso il silicio, e invece ci ha fatto evolvere verso l'acqua e il carbonio. Ribadisco, chi crede in certe cose può tradurre la mia frase